non mi illudete, perché finché lo scrivo io come ipotesi, mo entro nel rumore del condizionatore, finché lo scrivo io come ipotesi assurda e qualche testata più piccolina la riporta, io posso pure pensare che magari, vabbè, si hanno avviato l'idea, e con l'idea è una cosa plausibile perché poi copre più ruoli, perché lui non ha mai cambiato la sua fotoprofilo, verrebbe di corsa, piace molto a Conte, tutte frasi che si possono dire e si possono fare. Finché lo scrivo io, finché lo riportano testate piccoli, ma se lo riporta Gianluca Di Marzio e se lo riporta Alfredo Pedollà e se mi stanno arrivando, Maronna, non avete idea, perché poi sono poche le cose su cui io batto come un martello, e questa è una di queste. Fai conto che uno non ha visto la copertina. Sto parlando di Elmas. L'idea è Elmas. Allora, tecnicamente, tecnicamente, per far entrare Elmas deve uscire Mazzocchi. Se esce Mazzocchi ed esce pure Zanoli, a quel punto con Gutierrez c'è Spinazzola a destra. Si può fare, si può fare, perché ho pensato se poi Guanlo non si fa, perché Guanlo ha fatto il post col Siviglia, dice non vedo l'ora di iniziare la Liga, cioè, si può fare con Spinazzola a destra, perché hai piato Gutierrez e Olivera terzini sinistri, ti è rimasto il buco di Raspadori, che con Elmas può fare, diciamo, la chioccia di Lang, può nascere una nuova bromance con Elmas che è uomo spogliatoio, un ragazzo, rivedetevi il film del Napoli, rivedetevi tutte le cose, rivedetevi le interviste che ha fatto con il Torino, e con il Torino che lui dimostra di essere ancora legatissimo alla città e avrebbe un impatto facilissimo, lo metti là, ti fa la fase difensiva che lui ha sempre fatto, e lo puoi mettere a sinistra e lo puoi mettere al posto di un Anghissà a centrocampo, ed è un trequartista che insieme a De Bruyne, subito dietro De Bruyne, un trequartista, perché quello lui fa nella sua nazionale, ed è perfetto perché conosce l'ambiente. Mi devo calmare, perché poi ci rimango male. Ecco, se poi non succede, vengo a sapere, no, ma quello veramente, devo aspettare Fabrizio Romano, Moretto e tutti gli altri, che quelli sono tre i punti di riferimento. Parliamoci chiaro. C'è Romano con Moretto, che è una cosa sola, c'è Pedulla che si appiccica con tutto quanto, che lancia le frecciatine sue, una continuazione, ci addormentiamo, quello parla lento, quell'altro non rispetta le fonti, l'esclusivo, come io vi ho detto, il 15-14 del 1926 è stata confermata, era un'esclusiva mia. E poi Gianluca Di Marzio, poi ci sta Schira che fa i video notturni, così prende tutte le notizie così e la fa in notturna, e qualcun altro che va a seguire a seguito, eccetera eccetera. Io credo che ha un senso logico, tatticamente. È il Jolly, perché Raspadori rappresentava il Jolly, però è un Jolly più centrocampista, meno attaccante. Elmas ha fatto anche il falso 9, ma non andava bene, non è la sua posizione. Elmas ci deve arrivare in porta, e c'ha i tempi di inserimento, e c'ha un ottimo piede, e tira... Il doppio video è una cosa che rende l'algoritmo, confonde l'algoritmo, perché non ve lo siete, magari non ve lo vedete, non avete tempo. Guarda la Colisacco, vabbè. No, sto parlando dei prestiti, perché c'è un altro approfondimento che devo fare che riguarda i prestiti, il numero di prestiti, perché ci potrebbe, amici belli, ecco perché chi non si abbona e non sta nel gruppo Telegram le cose le sa dopo, perché noi facciamo degli approfondimenti, amici bellini sono più bravi di me e mi danno degli spunti. C'è il limite dei prestiti, dobbiamo vedere bene, devo studiare bene, perché Napoli sta dando in prestito chiunque, però se vale l'obbligo di risparmio, da New York, Valero Fluido e tutto, Elmas sono in ginocchio sui ceci. La frase di Raspadori che ha scritto il post dove ci ha salutato, il primo a commentare prima dei tifosi del Napoli è stato Elmas. Iscrivetevi al canale, lasciate un like perché questo video se lo vedono in pochi, perché è il doppio video di giornata. Ho parlato della maglia, solo la maglia, conta solo la maglia, però con Elmas dentro è meglio.